Bene. Si sente? Prova, prova. 1, 2, 3, prova. Si sente? Non si sente Carlo? Carlo, non si sente? Si sente? Prova, prova. 1, 2, 3, prova. Si sente? Non si sente Carlo? Carlo, non si sente? Un attimo della latente. Bene. Ascoltami, là in piedi però Fabio non ha posti. Va bene? Vuoi che proviamo ancora? Prova, prova. 1, 2, 3, prova.
Amici ed amiche dell'Hockey Line, buon pomeriggio da Legnaro, dove tra pochissimo prenderà il via la finale per il terzo e quarto posto tra le formazioni Under 18 Elite del Legnaro in maglia bianca e quella del Montorio in maglia principalmente rossa con inserti bianchi e blu. Andiamo a leggere le formazioni per il Montorio con il numero 1 Piero Bon, 33 Andreoli, il backup 99 Cammarata, 5 Chiamenti, 87 Colucci, 17 Fazzan, 47 Magna Bosco, il capitano, 19 Montolli, 26 Trevisan, scusate, 18 Albanti, 20 Spotti. Allenatore il signor Corà Vittorio. Per quanto riguarda la formazione di casa del Legnaro, in maglia bianca dicevamo con il numero 9 Carretta, 21 Carron, 82 De Angelis, 10 Guerriero, 80 Cravagna, 17 Malachin, 18 Marchet, 74 Marchetti, 28 Miozzi il portiere, 47 Pagnoni, 88 Pietro Boni il capitano della formazione padovana, 7 Sesana, 31 Torres e 52 Vesentini il backup di Miozzi. Disco in possesso della formazione del Montorio, due formazioni battute nelle semifinali di stamattina, entrambe per 3-2. Legnaro sconfitta dagli Asevo Vipers e Montorio dal Milano, formazioni che quindi si affronteranno per la medaglia d'oro in questa Coppa Italia nella partita successiva a questa alle ore 18. Ma rimaniamo qui sul pezzo con Pietro Bon che parte di gran carriera, il numero 88 di maglia bianca, passaggio al centro che non arriva a destinazione per Pagnoni, disco riconquistato ancora dal Legnaro con Pietro Bon, il tiro, la parata di Piero Bon, ancora il tiro dalla distanza, però arriva un block shot da parte di Cammarata, il passaggio per Fagian che non arriva a destinazione, disco che gira dietro la porta di Miozzi, gran protagonista questa mattina con una serie di parate davvero pregevoli, il buon Tommaso. Contropiede del Legnaro con Giulio Carretta che però finisce la sua corsa nell'angolo, ben controllato da Cammarata, arriva il raddoppio di Colucci, arriva Pagnoni che conquista il disco, Pagnoni un dribbling, attenzione, un mezzo svarione da parte di Piero Bon che però poi rimedia e blocca il disco davanti a sé, quindi si ripartirà con un ingaggio alla sinistra del portiere di Cittadella in forza al Legnaro, scusate, Montorio in Under 18 e al Verona in Serie A. Arbitri degli incontri li abbiamo ancora nominati, i signori Fiabane di Belluno e Favaro di Saonara. Gioca in casa il signor Favaro, passaggio lungo per Carron, attenzione, trova un numero Carron, bravo qui Piero Bon, riparte Trevisan, e dirò sempre Trevisan, mi sbaglio. Riparte Trevisan, tiro deviato, disco ancora in possesso del Legnaro con Marchet. Se sono andati i primi 2 minuti di gioco, sempre 0-0, ricordiamo, partita valida per la medaglia di bronzo di questa Final Four di Coppa Italia 2022-2023. Carron prova a saltare Magna Bosco, i due lottano sotto l'attento sguardo del signor Fiabane, può ripartire Sesana, ancora Sesana al centro, il tiro, la parata in scivolata di Piero Bon che dice di no alla conclusione al volo del giovane giocatore del Legnaro. Si ripartirà quindi con un ingaggio davanti alla panchina della formazione di casa. Allontana il giocatore troppo all'interno del cerchio il signor Fiabane, ingaggio vinto dal Legnaro con Pietro Bon che passa all'indietro a Pagnoni, ancora Carretta che stava creando un mezzo guaio alla propria difesa, riparte di gran carriera Piero Bon prova un giravolta di troppo ma il disco rimane lì, Carretta il tiro in back fuori sul secondo palo, riparte il Montorio con Fagian, arriva però prima sul disco Pagnoni
Pagnoni che esce con un rimpallo, ancora Pagnoni, un altro dribbling, poi però ha fermato il giocatore vicentino di nascita, direi, e di formazione hockeyistica sicuramente Costa Padova. Chiamenti al centro, prende la mira, il tiro però deviato fuori, non arriva il fischio di Favaro. Il fischio si era impennato, mi sembrava oltre la rete di protezione, ma avrà visto meglio il signor Favaro, che era meglio appostato. Chiamenti in possesso del disco, passaggio per Fagian, giocatore di stecca a destra, già visto in nazionale lo scorso anno. Ora Cravagna, ma arriva prima di lui Chiamenti ad aiutarlo anche Colucci, quindi diciamo che la scelta di Corà è per mettere assieme i 3 giocatori del Real Torino, diciamo in prestito quest'anno al Montorio, assieme al goleador di casa Filippo Chiamenti. Prova a saltare l'avversario, a disco per Pietro Bon, all'indietro per Giaretta, cambio delle linee per il Legnaro, torna infatti dietro la propria porta Giulio Carretta, avevo detto Giaretta forse, può essere, attende il cambio delle linee Pietro Bon, disco lasciato a Cesana, rincorso da Trevisan, scivola Pietro Bon, per ripartire il Montorio con Chiamenti per Cammarata, il tiro fuori dal palo sinistro di Miozzi, riparte Marquette, passaggio all'indietro, non controlla Pietro Bon, può ripartire quindi il Montorio, attenzione a Chiamenti davanti alla porta, tutto solo, un avversario ha letto bene la situazione difensiva, il tiro che finisce sulla figura di un compagno. Cesana e Cammarata a lottare per il disco, prima il numero 7 del Montorio, tiro deviato che stava per mandare in difficoltà il portiere del Montorio. Ben controllato questo disco da Torres, va in pressione forte Trevisan, non riconquista il disco però perché lo trattengono bene i giocatori, i difensori del Legnaro. Sicuramente faccio ammenda, ho dimenticato di citare l'allenatore del Legnaro, il buon Alessio Buzzo, che qui si mette le mani nei capelli per il passaggio lungo che ha concesso il possesso alla squadra avversaria, che può ripartire con Trevisan che controlla, lascia Chiamenti, Magnabosco, Trevisan e Colucci, il 4 in maglia rossa, Trevisan per Colucci, il tiro, la parata, il rebound, ancora la parata di Miozzi, attenzione Chiamenti, si prendono dentro lui e Trevisan, praticamente perdendo il disco in favore del Legnaro che torna all'indietro, pressione su Torres, Cesana, anzi scusate, ripartono i giocatori del Legnaro, passaggio lungo per Marquette, al centro per Carron che scivola, parole contro il disco ma arriva prima di Colucci, attenzione, passaggio qui per Cesana, il tiro fuori dallo specchio della porta di Andrea Pierobon, anche lui direi in pianta stabile con la maglia azzurra nelle ultime 2 o 3 stagioni a livello giovanile. Nazionali azzurre che saranno chiamate a preparare gli europei di Charleroi, si giocherà appunto nella località belga l'ultima decade di luglio, tutto l'europeo, Italia che immagino aderirà con tutte le formazioni possibili. Pagnoni, tiro fermato da Trevisan, Magnabosco recupera il tiro a incrociare, fuori però dal palo della porta di Miozzi, riparte di gran carriera Pietro Bon che prova a passare al centro a Carretta va nell'angolo, esce bene Carretta prova il wraparound ma non riesce perché ci è arrivato il gambalone sinistro di Andrea Pierobon.
Dicevamo che l'Italia teoricamente potrebbe partecipare con direi 5 formazioni all'Europeo: senior maschile, senior femminile, junior femminile, under 19 e under 17, vista la riforma dell'età conseguente all'istituto dell'alternanza. Un po' di storie tese davanti porta affinché io chiacchieravo del più del meno. Dicevo che la World Skate ha istituito l'alternanza tra europei e mondiali, quindi di fatto i mondiali ci saranno una volta ogni 2 anni. Lo scorso anno, quindi i World Skate Games a Buenos Aires nel 2023, europeo poi nel 2024, ancora World Skate Games in Italia. Per la Bellline non ho notizie di dove si potranno fare. Vince l'ingaggio il Montorio, che porta avanti il disco con Magnabosco, che però non trova il pass per Camarata, recupera quindi Pagnoni, non si ferma il porta disco per Pietro Bona, marcato dal compagno di maglia azzurra Magnabosco. Ragazzi, bella, qui è il gol, bellissimo il passaggio di Giulio Carretta, che trova l'inserimento centrale del numero 80 del Legnaro, Giacomo Cravagna, e quindi spezza l'equilibrio. Vediamo se il signor Chiabane, 80 gol, assist 9, quindi abbiamo visto giusto, siamo d'accordo con Chiabane. 1-0 per il Legnaro quando sono passati 8 minuti e 51 secondi. Spezza l'equilibrio il Legnaro, che anche nella semifinale di stamattina era passato in vantaggio. Attenzione a Faggian, tiro fuori dalla porta di Miozzi, arriva per primo un difensore del Legnaro, recuperato il disco. Mi dicono che devo parlare più forte, vediamo se così funziona. Si complica un po' la vita Colucci, ma riparte di gran carriera Magnabosco, centrale, salta Carrone, attenzione Magnabosco, il tiro, prova a cercare il buco tra le gambe di Miozzi, che però dice di no. Riparte dall'altra parte il Legnaro, tira a incrociare sempre di Carron. Legnaro che ha una prima linea che fa fuoco e fiamme, una seconda linea un po' di contenimento, ma in questo momento Cesana sta attaccando, tiro parata senza grossi problemi da parte di Piero Bon. Cambio delle linee per entrambe le formazioni, rientrano, anzi no, è entrato solo De Angelis per il Legnaro, mentre sono entrati Trevisan e Chiamenti per il Montorio. Montorio che, da quanto ho percepito nel dopo partita, forse non si aspettava di perdere con il Milano, ma è stata una partita direi alquanto avvincente, scarto minimo 3-2. Riparte, attenzione, il Legnaro con Marchetti, il tiro, deviazione, disco fuori dal rettangolo di gioco, tocco il segno del signor Favero e quindi ingaggio in zona. Arbitri che controllano e agevolano il cambio delle linee. Rientrano Magnabosco e Faggian per la squadra in maglia rossa, Pietro Bron, Cravagna, Carretta per la formazione di casa, che proprio sull'asse Carretta-Cravagna ha trovato la rete dell'1-0. Passaggio ancora per Cravagna, prende la mira, il tiro stavolta, la parata di Piero Bon, che un po' si lamenta con i propri compagni di difesa. Giustamente Montolli ha risposto per le rime dicendo che stava marcando il passaggio sul giocatore sul palo lungo. Mi sento di essere d'accordo con il giocatore in questo caso, anche se ovviamente il portiere può dire quello che vuole visto il ruolo così delicato che ricopre. Un leziosismo di Pagnoni che usa la porta per scattare l'avversario, Carretta, tiro, parata di Piero Bon, che poi non si vede dove vada in rimbalzo, disco per
Pietro Bon fuori stavolta, la conclusione del giocatore maglia bianca. Riparte Magnabosco, disco al centro e anche un po' forse fortunosamente Miozzi si ritrova il disco sotto al corpo, quindi bravo e fortunato anche nell'occasione il buon Tommaso Miozzi. Ingaggio in zona, 9 minuti ancora sul cronometro. Fiabane a scodellare il disco che viene spedito da Magnabosco sul petto di Marquette, che però resiste e non accusa particolarmente il colpo. Attenzione a fare quelle piroette dietro porta. Passaggio lungo per Carron che salta un avversario, 1 contro 0 per Carron, il tiro, la parata di Piero Bon che stavolta però attenzione ancora, 2-1, il tiro ancora, il tiro e il gol di Gabriele Marquette. Difesa del Montorio, direi da rivedere. Prima un 1 contro 0 per Carron parato da Piero Bon, poi ripartenza, tutti che se ne sono andati, come sta dicendo il portiere in maglia rossa ai suoi compagni, tutti che se ne ripartono, e 2 contro 0 con Marquette che non ha passato il disco ma ha vinto poi il duello con il portiere avversario, raccogliendo il rebound e spedendolo alle spalle di Andrea Piero Bon. Formazioni già pronte al centro, raddoppio quindi al 11:27 per gli amanti delle statistiche. I tiri contro Miozzi risultano essere 2, quelli contro Pierron 10. Almeno così dice la sovraimpressione qui del tabellone della costruttura di Legnano, Viale dello Sport, all'interno della polisportiva. Si incischia un po' Cravagna, non riesce a passare il disco, c'era una situazione di superiorità numerica, ancora Cravagna fa tutto da solo, ora passa il disco a Pagnoni che lo perde, però poi lo perde anche Chiamenti, mette benzina nelle gambe Pietro Bon, eccolo lì il tiro, la parata del quasi omonimo portiere nativo di Cittadella, che dicevamo quest'anno aver deciso di affrontare il campionato di Serie A Verona assieme a Michele Cadiroli. E per quanto riguarda invece il campionato Elite con la casacca del Montorio, come già lo scorso anno, se non vado errato, il tiro e la parata di Miozzi sulla conclusione del numero 5 del Montorio, Filippo Chiamenti. Stecca a destra, uno sicuramente dei migliori marcatori della categoria. 7:30 sul cronometro, Legnaro avanti per 2-0. Montorio che torna dietro la propria porta, disco che viene raccolto da Trevisan che salta Marquette, arriva però dietro la linea di fondo, disco al centro per un compagno che non c'è. Cesana dall'altra parte a cercare di resistere all'intervento difensivo di Magnabosco, alla meglio il numero 7 in maglia bianca che può così passare all'indietro per Carron per Marquette che ovviamente non ha nessuna intenzione di partire velocemente. Legnaro avanti 2-0, Cesana invece non è di questo avviso, attenzione a perdere il disco lì però. Guerriero, attenzione, dicevamo il tiro e la parata ancora di Miozzi che salva la propria squadra dalla leggerezza difensiva. La stavano combinando grossa i due giovanotti dell'Under 16, Guerriero e Marquette. Legnano che come molte altre squadre ha una
linea piena di under 18 veri e propri, quella appunto con Cravagna e compagnia. Attenzione, Giulio Carretta non devia alle spalle di Pietro Bon, ancora Pietro Bon in possesso del disco, però ancora un passaggio non precisissimo che rischia di mettere in difficoltà la propria squadra. Faggian pressato da Cravagna, che arriva prima di sponda anche di Magnabosco usa però bene il corpo, anticipa l'avversario, poi riceve il passaggio da Faggian. Magnabosco, il tiro, avrebbe potuto cercare l'inserimento di Cammarata. 5,50 sul cronometro, disco ancora per Pietro Bon, pressato da Cammarata, ma torna all'indietro il giocatore in maglia 88 bianca, anche lui torna ai campionati, per lui quest'anno Serie A Verona, Serie B qui a Legnaro e Under 18 appunto a Legnaro, classe 2005, con all'attivo una partecipazione ai World Games di Birmingham in Alabama. Lui, Campulla e Alessandro Rossetto, i tre 2005 convocati per l'occasione da coach del CT dell'Azzurro Luca Rigoni, quindi in linea verde, se non verdissima addirittura. Gli ultimi 5 minuti del primo tempo, riparte Cravagna, il tiro, la parata con il biscotto, il disco rimane lì, direi abbastanza rivedibile la capacità del Montorio di spazzare via lo slot. Pietro Boni in possesso del disco, nessuna intenzione per lui di accelerare i tempi. Se ne è andato a vedere la classifica a punti, però non ci riesco. Sul sito hockeyinline.fisr.it il primo in classifica in realtà con 42 punti è Campulla Lorenzo, poi con 30 c'è appunto Filippo Chiamenti, poi terzo sul podio Mattia Veller. Attenzione Cravagna, il tiro, la parata, il disco rimane lì, suona e canta. Fischia il signor Favaro, anche se il disco era libero. È andata bene qui al Montorio che il signor Favaro non avesse visto il disco libero. Non so se ci potesse essere anche un qualcosa sul portiere che magari aveva stato colpito nelle pressi del casco, ma in presa diretta non me ne sono accorto. Ultimi 4 minuti e 2 secondi. Legnaro avanti sempre 2-0 grazie alle reti di Cravagna e Marquette. Torres perde il disco dietro la linea di porta, Montorio che lo controlla con Chiamenti, non riesce a tirare il numero 5 in maglia rossa, passa all'indietro per Trevisan che prende velocità, punta Carron, Trevisan, il tiro fuori alla destra di Miozzi, recupera il disco il Legnaro, me lo riperde. Attenzione Chiamenti, il tiro palo esterno colto dal Montorio con il suo marcatore principe. Può ripartire il Legnaro con Sesana, tiro block shot da parte del giocatore del Montorio, disco per Chiamenti, il tiro fuori in back e la parata di Miozzi, che per non saper né leggere né scrivere ha deciso di fermare tutto. È meglio ripartire con un ingaggio piuttosto che trovarsi in 2 contro 0 lì nei pressi della propria area di porta. 3 minuti esatti allo scadere dei primi 20 minuti, prima frazione che vede il Legnaro avanti per 2-0. Riparte sempre il Legnaro con Pietro Bon, il tiro che ancora viene parato in qualche maniera da Piero Bon. Carretta, disco ancora per Pietro Bon che però non lo controlla, lo spazza via. Proprio Chiamenti, arriva per primo Pagnoni, il bastone del giocatore dell'attenzione Pagnoni, il tiro, il gol
di Francesco Pagnoni, numero 47, assist 88. Diciamo che è stato valutato come assist l'intervento difensivo di Pietro Bon e c'è il time out per la formazione in maglia rossa. Vuole parlarne con i suoi coach Vittorio Corà. Quindi parata da una parte di Miozzi e subito ribaltamento di fronte con Pagnoni a vincere un paio di rimpalli. Approfittare del fatto che Colucci avesse rotto il bastone e involarsi tu per tu con Piero Bon per poi freddarlo in mezzo alle gambe per il 3-0 del Legnaro, che quindi sta legittimando quanto di buono visto in questa prima frazione. Ricordiamo finale terzo quarto posto della Coppa Italia dell'hockey inline giovanile, frazione under 18 Elite. Semifinali di questa mattina, Asiago Vipers ha battuto Legnaro per 3-2. Nella seconda semifinale il Milano ha battuto il Montorio sempre per 3-2. A dimostrazione di quanto equilibrio ci sia stato in queste partite finora. Ed ora in questa terza gara di giornata il Legnaro è avanti per 3-0, 2:32 sul cronometro. Fagian a recuperare il disco lungo, lottano in balaustra Pietro Bon e Cammarata, esce vincente il numero 88 contro 99, una sfida anche in termini numerici. Riparte Carretta, arriva a supporto Pietro Bon, Magnabosco arriva per primo, spazza via l'area, cosa che non hanno fatto i suoi compagni in occasione del secondo gol. Passaggio di Fagian per Chiamenti si accenta il tiro, la parata bello stile di Biscotto, attenzione però un rebound, uno scontro tra compagni nello slot. Si sono scontrati Cravagna e Pagnoni, gli autori della prima e terza rete, lasciando strada libera a Magnabosco, che non ci ha pensato su più di tanto, e al 18:20 segna la prima rete per il Montorio, proprio il capitano Marco Magnabosco, anche lui impegnato nel campionato di Serie A con il Cus Verona che in semifinale sta affrontando la corazzata dei Diavoli Vicenza. Dall'altra parte Milano altrettanto favorita contro gli Asiago Vipers. Entrambe le gare 1 infatti sono finite con il vantaggio della formazione di casa, 9-4 per il Vicenza sul Verona, anche se la partita era sul 6-4 fino a poco dalla fine, e 6-2 per il Milano sull'Asiago, anche il primo tempo equilibrato con i Meneghini avanti 3-2, poi un paio di dormite collettive dell'Asiago che hanno consentito al Milano di allungare e scapparsene in partita in corso, facendo propria appunto gara 1. Si replicherà mercoledì sera a Campi Invertiti, si giocherà a Verona quindi e ad Asiago 20:30 l'ora di inizio. Partite sul canale YouTube della FISR, ma torniamo qui in diretta a 30 secondi. Legnaro in Montorio possesso del disco con Chiamenti, Montorio che deve recuperare altre 2 reti dopo che era stata sotto per 3-0, recupera il disco Guerriero, attenzione al Legnaro che si sta sbilanciando non poco, rimane il disco palo di De Angelis, riparte il Montorio con Magnabosco ben fermato dall'avversario, 6 secondi sul cronometro, non fa nulla per dare l'idea di voler tirare Fagian, arriva la sirena, a sirena già ampiamente finita il tiro del numero 17
e quindi il primo tempo si conclude con la formazione dei Fox in vantaggio per 3-1 in virtù delle reti firmate da Cravagna, Marquette e Paglioni, mentre per il Montorio, rete per ora della bandiera da parte del capitano Marco Magnabosco. 7 minuti di intervallo, quindi una piccola pausa anche per noi e risentirci per la seconda frazione della finale terzo quarto posto qui da Legnaro.
quasi tutto pronto per ripartire con il secondo tempo di Montorio. Finale terzo o quarto posto per la Coppa Italia nella categoria Under 18 Elite, sede designata per questa Final Four appunto Legnaro. L'arco struttura qui in gestione della PGS 2000. Intercettato il disco da Pagnoni, però poi lo perde. Attenzione a Fagian, contrastato sempre proprio da Pagnoni, un mezzo fallo a mio parere anche di Pagnoni, che ha infilato il bastone sotto l'ascella di Fagian. Non è dello stesso avviso il signor Favero e nemmeno Fiabane. Pietro Bon punta Magnabosco, poi torna sui suoi passi dietro la porta di Miozzi. Miozzi superato nel primo tempo solo dalla conclusione di Magnabosco, proprio, che ha raccolto un disco al centro dello slot, agevolato in questo da un scontro difensivo tra due giocatori del Legnaro, che ha reso la vita molto più facile al numero 47 del Montorio. Disco per Cravagna, attenzione, il tiro e il gol. Altra dormita qui della difesa del Legnaro, che ha assolutamente regalato il disco. 1 minuto e 10 di possesso del Legnaro, poi (47-88). No, 47-87. Colucci l'assistenza per il... no, non lo so se il gol è stato di Magnabosco, direi di no. Secondo me era Fagian, però poi andremo a rivedere appena sarà inserito sull'applicativo. Quindi una doppia dormita del Legnaro ha consentito di ridurre e di non poco il gap alla formazione allenata da Alessio Buzzo. Montolli si fa intercettare il pack da Marquette. Marquette torna dietro la porta di Miozzi, poi disco lungo per Carrone, il tiro. La parata, stavolta senza tanti affanni, da parte di Andrea Pierobon, che consegna il disco a Fiabane, già pronto sul punto d'ingaggio alla sinistra del portiere del Montorio. Ingaggio vinto dal Legnaro, tiro di Marquette sulla figura di Magnabosco, che un po' l'ha sentito, mezzo gancio da parte di Trevisan non visto dagli arbitri. Riconquista quindi il pack il Montorio, passaggio lungo, passaggio al centro, troppo anticipato, non arriva a Chiamenti, che sarebbe andato in 1-0 contro Miozzi. Ancora il Montorio, attenzione, capitano Magnabosco per Chiamenti, il tiro, la parata, disco in mezzo alle gambe di Miozzi, che anche questa volta ha detto di no all'incursione dei giocatori in maglia rossa. Ma ovviamente adesso l'inerzia della partita è cambiata. Prima il Legnaro viaggiava abbastanza sul velluto in virtù del 3-0 maturato nei primi 17 minuti del primo tempo. Poi due mezzi regali. Attenzione ora Pietro Bon che parte, salta Cammarata. Pietro Bon, il passaggio non arriva per la deviazione di Magnabosco. Carretta dietro la porta di Piero Bon, Carretta all'indietro per Cravagna. Giacomo Cravagna dietro la porta di Miozzi. Arrivano anche Carretta e Pagnoni. Passaggio lungo, lo tocca Magnabosco. Anche qui sarà quasi per mettere in situazione favorevole un avversario. Parte il Legnaro, il tiro, la parata, ma non trattiene il pack Piero Bon. La pressione forte di Cravagna, che recupera il disco dietro la porta, adesso recuperato da Carretta per Pietro Bon.
Pietro Bon torna sui suoi passi, prende velocità, legge la situazione offensiva e passa a Carretta che controlla in qualche maniera, poi prova a saltare il diretto avversario che è Cammarata, che però non si fa saltare. Il disco per Magnabosco che passa ora a Faggian, il tiro, attenzione, la parata di Miozzi, questa volta probabilmente ha visto sbucare il pack all'ultimo secondo, prova ad allontanare il pack Carretta, recupera Faggian, bello stile Faggian, la parata stavolta di Miozzi che salva i suoi anche in questa occasione. 15:54, sono andati 4 minuti e 6 secondi in questa ripresa, valevole per l'assegnazione della medaglia di bronzo Coppa Italia, la categoria Under 18 Elite, ingaggio vinto dal Montorio. Trevisan all'indietro per Magnabosco pressato da Marquette, anzi da Cesana. Magnabosco si infila centralmente contro Torres, discora per Trevisan che non controlla, arriva però un giocatore del Montorio, attenzione, fa di necessità virtù Torres e con calma olimpica riesce a passare il disco a Marquette, respira il numero 18 del Legnaro, alquanto giovane questa, con Torres, Cesana, Marquette e Carron. Si infila in un cul-de-sac Marquette, può ripartire il Montorio, attenzione, Chiamenti ben fermato da Torres, bravissimo qui il numero 31 del Legnaro, disco per Magnabosco ancora dietro la porta di Piero Bon, adesso con un gol solo da recuperare ovviamente il Montorio può anche un po' tergiversare, attenzione a Chiamenti non riesce a saltare Cesana che intercetta il pack con il pattino destro, cambio delle linee un po' articolato per il Legnaro. Marquette che fa di tutto per perdere il disco, ci riesce, poi un mezzo fallo forse su Chiamenti che difatti guarda entrambi gli arbitri. Diciamo che Legnaro quando gioca per attaccare è una squadra, quando gioca per difendere rischia in ogni occasione di farsi male. Faggian, Colucci, Magnabosco e Cammarata in maglia rossa scelti da Vittorio Corrado, dall'altra parte Pietro Bon, Pagnoni, Carretta e Cravagna. Non arriva il dai e vai, arriva ora il tiro di Faggian, deviazione, parata anzi vincente da parte di Miozzi, disco che si impenna, recuperato da Magnabosco nell'angolo. Magnabosco e Cravagna, usa il corpo Cammarata, passaggio che non arriva a destinazione, può ripartire quindi il numero 80 del Legnaro, Giacomo Cravagna, autore della prima marcatura, disco per Giulio Carretta che dopo una vita giocata nelle giovanili del Padova ha trovato sistemazione qui a Legnaro, dove sta giocando anche con la formazione di Serie B, che è una delle pretendenti alla risalita in Serie A. Il Legnaro che sta aspettando la vincente di Forlì Montebelluna, direi, mentre dall'altra parte, se non sbaglio, saranno Civitavecchia e Viareggio ad affrontarsi in semifinale. Attenzione, un altro brutto disco perso in uscita dal Legnaro, disco per Colucci che prova il tiro per il rebound, più che altro Faggian fa tutto da solo, passa ora all'indietro per il compagno. Sono stati proprio Colucci e Faggian i due protagonisti del raddoppio, tiro di Cammarata senza tante preterese, e quindi para in scioltezza Miozzi. 14 tiri contro i Fox, mentre è arrivato il time out
time out del Legnaro perché Boots vuole parlarci sopra, probabilmente ha visto qualcosa che non gli va. Immagino possano essere le troppe disattenzioni in fase di uscita. Dicevamo che il coach del Legnaro ha chiamato questo time out per parlare un po' con i suoi della fase di impostazione dell'uscita. Abbiamo oltre 10 minuti ancora, 12 direi, di gioco, quindi il vantaggio ora è minimo per la formazione in maglia bianca. Era avanti 3-0 al 18esimo, poi si è complicata le cose da sola con due regali al Montorio, che ha ringraziato e depositato due dischi alle spalle di Miozzi per il 3-2 che campeggia qui sul tabellone dell'arco struttura di Viale dello Sport di Legnaro. Ingaggio vinto da Pietro Bon. Ravagna vince il contrasto con Colucci che va a pressare Cravagna, ma dispariva Pietro Bon, ora lungo per Pagnoni che però non si vede del passaggio. Disco recuperato da Chiamenti che parimenti regala il pacca agli avversari, tiro, rebound che non arriva. Bella però l'azione di Carretta dietro la porta di Piero Bon. Carretta che insiste nel possesso del disco, prova a farlo girare, arriva per primo Piero Bon, usa il fisico, il numero 88, ma poi deve soccombere all'intervento difensivo di Colucci. Stanno giocando molto questi 5-6 giocatori in maglia rossa. Pietro Bon, la non ci riesce, recuperato di suo da Colucci, posizione centrale, il tiro, la parata di Miozzi che però non controlla il disco centrale, poi ripartire ancora Pietro Bon, attenzione al numero 88, il tiro di polso, la parata fuori e tira, molto aspettare in questo momento qui al 29esimo minuto. Pietro Bon spinge il passaggio e torna sui propri passi agevolando il cambio delle linee. Passaggio lungo, non intercetta il pack del giocatore Legnaro, lo fa Magnabosco, attenzione Magnabosco, il tiro e il gol di Marco Magnabosco che porta in parità la partita. Anche qui passaggio lungo del Legnaro non recuperato dal giocatore in attacco, contropiede del Montorio che con il capitano trova il 3-3 quando siamo al 29-06. Due parziali di 3-0 finora, uno dal minuto 0 al minuto 17 da parte del Legnaro e il controparziale di 3-0 dal 17esimo appunto al 29esimo. 12 minuti ci ha messo il Montorio per recuperare lo svantaggio. 3-3. Ha richiesto l'intervento dell'asciugatura Miozzi, incolpevole direi in questa occasione, anche nelle precedenti, salvo essere mal interpretato in quello che volevo dire. 3-3, tutto da rifare, quindi 10 minuti e 40 secondi di partita per l'assegnazione del bronzo. Passaggio al centro, stava per ribaltare la partita, attenzione a Faggian può prendere la mira e la parata stavolta di Miozzi, ma il Legnaro è abbastanza in fase calante, dicevamo un po' in confusione, soprattutto quando è ora di ripartire. La formazione in maglia bianca, ultimi suggerimenti di Buzzo per Pietro Bon che va all'ingaggio contro Colucci, vince l'ingaggio, il numero 88 si tiene il pack, riparte proprio lui contro Magnabosco, passaggio per
Pagnoni, passaggio al centro, ma non c'è nessuno, può ripartire quindi Colucci, che però facendo tutto da solo è costretto a far ripartire l'azione dalle retrovie con Magnabosco, doppietta per lui, il disco al centro, riconquistato dal Legnaro con Carretta, Giulio Carretta che si allunga il disco in balaustra, lo riconquista per un attimo Camarata, ma poi recupera Pietro Bon, passaggio per Carretta, bravo a recuperarlo, non era semplice il disco così vicino alla balaustra, e ancora passaggio per Carretta, Carretta lungo per Cravagna, anticipato da Chiamenti, attenzione a Chiamenti, Chiamenti si accentra, può prendere il tiro, lo fa sul biscotto di ancora, attenzione a Chiamenti, il tiro e la parata in due tempi di Tommaso Miozzi. Ma adesso si è passati da un fattore numerico dei tiri verso la porta avversaria nettamente a favore del Legnaro a un quasi pareggio, 21 i tiri, anzi un sorpasso, 21 i tiri, anzi no, 21 i tiri fatti dal Legnaro e 20 quelli fatti dai Blue Dogs, quindi siamo in una situazione di assoluta parità, ma a un certo punto erano 16-2, attenzione, riparte il Montolli, tiro ben deviato da Carretta, la conclusione era di Montolli, può ripartire Pietro Bon all'indietro per Pagnoni che lascia Carretta, tutti e tre questi giocatori che lo scorso anno erano nei Ghost Padova. Il tiro da posizione ravvicinata, disco riconquistato da Pietro Bon che torna all'indietro per Carretta pressato da Chiamenti che va dietro porta favorendo la ripartenza di Carretta recuperato da Magnabosco che gli tocca il disco, i due in angolo, disco all'indietro ancora Pagnoni, salta bene un avversario, Pagnoni il tiro, la parata, ancora disco per Pagnoni che però non ha controllato il pack, sarebbe stata un'ottima occasione, un po' simile a quella del gol dell'1-3 segnato da Magnabosco, pack centrale, ampio spazio, ma stavolta non è arrivato il controllo del pack da parte del numero 47 in maglia bianca. 8 minuti e 10 secondi ancora da giocare. Chiamenti prende velocità, marcato da Pietro Bon che trova un numero, intervento difensivo di Marchetta che poi va a lottare con Colucci, riparte il Montorio, Magnabosco, Chiamenti, Magnabosco, il tiro paratissima di... e qui c'è il fallo. Niente, non lo fischiano i signori Fiabane e Favaro, era un lancio abbastanza evidente, sta andando anche Pietro Bon a parlare con Fiabane, sono d'accordo con il capitano del Legnaro. Purtroppo la variazioni nel metodo di giudizio sono sempre un fattore che non fa felice nessuno. Nella partita di prima tra Montorio e Milano bastava uno sguardo per far arrivare una penalità, qui invece si sta lasciando correre molto di più, riparte Camarata, disco all'indietro per Magnabosco, autore di una doppietta che ha consentito al Montorio di riemergere dalla buca dove era stato infilato dal Legnaro. 3 reti di vantaggio per la formazione di Buzzo, poi le 3 marcature della formazione maglia rossa. Disco che Colucci torna a Fagian. Fagian per Magnabosco. Magnabosco non ha nessuna voglia di spingere. Parte Fagian contro Cesana, gli tocca il disco per un attimo, il tiro in becca comunque di Fagian, parte Pietro Bon, gli tocca il disco Camarata, attenzione ancora Fagian, un bel numero, disco che però va nell'angolo, disco all'indietro, disco per Magnabosco. Marchetta a pressare il capitano del Montorio che ha più gamba, anche 2 anni in più. Questa età qui sono un'eternità, stava per approfittare
approfittare di un disco in piedi. Magna Bosco, riparte Cesana, tiro, Carretta, un numero, disco all'indietro per Marchetta che arriva prima di Cammarata. Pietro Bon usa il fisico per opporsi al rientro difensivo dell'avversario. Cesana a lungo, ma arriva prima la spatola di Colucci ad anticipare Marchetta. Colucci con il numero 87 è ostacolato da Marchetta. (5 minuti e 39). Recupera un paio di rimpalli il Montorio. Recupera il disco, attenzione, cicca il pack Pietro Bon, che occasione, ancora Pietro Bon, il tiro fuori alla destra di Piero Bon, graziato nell'occasione dal leader del Legnaro. Uscita del Montorio, attenzione che è scoperto il Legnaro, parata, disco rimane lì, riparte ancora il Legnaro, Carretta, il tiro e il gol di Giulio Carretta che sorprende Piero Bon tra il gambale e il guanto da presa. Qui eravamo assolutamente in linea con il disco. Non so se sia stato coperto al momento del tiro Piero Bon, però bella l'azione del numero 9 Giulio Carretta, che ha deciso di fare tutto da sé invece che passare a Pietro Bon, e quindi 4,57 alla fine. Torna in vantaggio il Legnaro. Rimane in campo Pietro Bon, rimangono invariati anche i 4 del Montorio, anzi no, è uscito Colucci, è entrato il numero 19, anzi scusate, sì, numero 19, Giosuè Montolli. Ingaggio alla destra di Miozzi, Travagna, Intoli, ingaggio, il tiro e il block shot da parte di Guerriero, disco che esce dal rettangolo di gioco, toccato il pack difensivamente da parte di un giocatore del Legnaro, e quindi ingaggio ancora in zona con 4,41 sul cronometro. Intanto a bordo pista cominciano a vedersi i giocatori di Milano e d'Asiago, che alle 18 daranno il via alla finale per la medaglia d'oro di questa Coppa Italia. Ma rimaniamo qui sugli ultimi 4 minuti di questa partita per il bronzo. Vince un rimpallo Chiamenti, attenzione Chiamenti, il tiro e la gol di Chiamenti con la stessa situazione di poco fa, praticamente Miozzi direi coperto al momento del tiro da Pietro Bon. Disco che passa probabilmente sotto al braccio dalla parte del biscotto. 4,20, tutto da rifare dopo direi 37 secondi dal vantaggio del Legnaro. È arrivata la rete del bomber veronese Filippo Chiamenti. 4-4, una sorta di mini overtime qui, senza però la discriminante del gol del gol. Attenzione al passaggio in mezzo allo slot. Cammarata 3 contro 2, Cammarata il tiro, la parata di Miozzi che poi manda a quel paese Fagian, che aveva fatto finta di nulla. Adesso si spiegano i due, inquadrati dalla telecamera. Ovviamente la voglia di far gol dell'attaccante porta sempre a mettere il bastone anche quando c'è il guanto del portiere. Travagna a vincere l'ingaggio, disco al centro, recuperato da Marchette su cui però rinviene difensivamente Magna Bosco. Riparte ancora proprio Magna Bosco per il Montorio. Magna Bosco guarda i compagni, trova
Chiamenti pressato da Pagnoni, Chiamenti dietro la porta di Miozzi, gli ruba il pack, però poi rimane lì Cravagna, interviene Fagian in maniera al limite del fallo, recuperato il disco da Carretta che lo protegge, poi lo passa all'indietro per Cravagna. 3:20 sul cronometro, aumenta il pathos qui sul campo dei Fox di Legnaro. Un disco recuperato, rientro difensivo un po' lento da parte del Legnaro, cade a terra, attenzione il disco per Cammarata dentro la porta di Miozzi, Cammarata indietro, ci stavano ammazzando ma noi siamo dei gatti di piombo e siamo riusciti a perdere 7 anni di vita, ma tutto a posto, grazie. Dicevo, siamo riusciti a salvarci. Disco deviato e si riprenderà quindi al centro, 2:57. (2:57), 4-4. Pietro Bon, ingaggio vinto dal Montorio. Disco deviato che finisce oltre le reti di protezione e quindi si riprenderà ancora con un ingaggio in zona. 2:51, 4-4. Situazione sempre più difficile. Il tiro ancora deviato, disco al centro, mamma mia che rischio per il Legnaro. Torna in possesso del disco con Pietro Bon, pressato da Fagian, torna all'indietro Mattia Pietro Bon, costretto un po' a portare la croce a cantare, come si suol dire, in questa squadra in cui sono molti giovani di sicuro prospetto. Stava per vedere un disco pericoloso qui Magnabosco, che invece poi si è ritrovato il pack sulla spatola, torna dentro la porta di Piero Bon. Ultimi 2 minuti di gioco, anzi ultimi 2 minuti del secondo tempo. Recuperato il disco da Marquette, Cesana per Carron che però arriva tardi ma riesce a toccare lo stesso il pack. Disco per Pietro Bon, il tiro, la parata di Piero Bon che ha accusato il colpo. Disco centrale non ferma il gioco Fiabane, sincerandosi comunque dello stato di salute del portiere del Montorio. Disco al centro, cadono i 2 giocatori, nessun fallo nemmeno in questa occasione. Disco ancora per il Montorio, ultimi 73 secondi. Disco in possesso di Magnabosco, che credo che l'ultimo cambio l'abbia fatto 2 partite fa. Buon per lui che al posto dei polmoni ha praticamente dei boiler. Disco per Colucci in sponda per Magnabosco che salta Caron, ancora Magnabosco, recupera su di lui Pietro Bon, Cesana al centro, fallo clamoroso su Pietro Bon, ma neanche stavolta è stato fischiato. Il gancio netto sul giocatore del Legnaro, salta con una finta l'avversario Carron. Sono 26 secondi prima dell'overtime. A questo punto ultima azione d'attacco per il Legnaro, Cammarata a marcare Pietro Bon, traffico davanti a Piero Bon dall'altra parte, 10 secondi, arriva Marquette, lasciagli il disco. Sono 6 secondi, 5, 4, tira a tutto campo, ma è più una liberazione, direi quella di Pietro Bon. 3 minuti ora di intervallo. 3 minuti di intervallo e poi si andrà all'overtime in 5 minuti. Golden goal, almeno, credo sarà così. Non so se per il Bronzo si passi direttamente ai rigori o meno, ma avremo sicuramente indicazioni dalla commissione di campo presente a bordo pista. Un mini break per noi e poi si riprenderà.
Non sono bastati quindi 40 minuti per determinare chi tra Legnaro e Montorio farà sua la medaglia di bronzo in questa Coppa Italia del campionato Elite. Si è partiti infatti con l'overtime 3 contro 3 e golden goal. Quindi chi dovesse segnare si porterà a casa la medaglia di bronzo. Carretta, Pietro Bon e Marchetta in maglia bianca, Magna Bosco, Fagian e Cammarata in maglia rossa per il Montorio. Anche qui ovviamente si sa che non si può sbagliare. Passaggio lungo che arriva ugualmente a Marchetta, passaggio al centro, riparte dall'altra parte il Montorio, disco per Fagian marcato da... Mamma mia, che brivido, ho smesso di parlare, dicevo Fagian marcato da Marchetta, il tiro, c'era luce lì sul primo palo di Miozzi, ma il polso di Fagian è stato controllato dal goli del Legnaro. Ingaggio tra Fagian e Pietro Bon, disco vinto dal Montorio. Ovviamente è una situazione fondamentale quella degli ingaggi, sempre, ma a maggior ragione quando si è in 3 contro 3, il possesso è decisivo. Il nostro vecchio allenatore d'Asiago diceva che finché il disco lo abbiamo noi, gli altri non segnano. È un'ovvietà, ma è verissimo. Fagian ancora il tentativo di disco al centro, però arriva Carretta, riparte 1 contro 0 contro Magna Bosco, quindi non l'avversario più comodo da poter saltare. Rude l'intervento di Magna Bosco, ma fischietti di legno tutta la partita. Cammarata prova a saltare Marchetta, ci riesce, disco sul rovescio, disco all'indietro per Magna Bosco, marcato da Carretta, mentre l'altro accoppiamento è Piero Bon su Fagian e Marchetta su Cammarata. 3:16. Si sono andati quasi i primi 2 minuti di questo overtime, ricordiamo sudden death, morte improvvisa o golden goal, come volete chiamarlo, però il concetto è che se il disco entra la partita finisce. Cammarata l'1-2 con Fagian, disco che viene lottato tra i due giocatori, recuperato ancora dal giocatore del Montorio. Bella la difesa qui di Carretta, messo giù in mala maniera, diciamo, per Piero Bon. Interviene bene, non rientra Marchetta, attenzione 3 contro 2, Magna Bosco, Pac che non arriva a Cammarata, che controlla, che è entrato intanto difensivamente il numero 18 del Legnaro. Non sono cambiati i giocatori. Magna Bosco può prendere la mira, tira, parata di Miozzi. Gian 2 minuti e mezzo, 3 si sono fatti questi 6 giocatori in questo overtime. Porte delle panchine che non vogliono saperne di aprirsi né da una parte né dall'altra. Prende velocità Magna Bosco, passaggio lungo per Cammarata, interviene Marchetta, adesso 2 contro 1 dall'altra parte, rinviene però Cammarata. Carretta, il tiro, la parata di Biscotto di Piero Bon, riparte Fagian dall'altra parte, Fagian contro Marchetta, rinviene difensivamente anche Pietro Bon che controlla il centro, in sponda profondi i due giocatori, 1 minuto e mezzo, quindi 90 secondi. Fagian, il tiro fuori dallo specchio della porta, Cammarata recupera il disco, passaggio indietro per Magna Bosco su Carretta, ancora disco per Magna Bosco, pressato da Pietro Bon, attenzione, Pietro Bon ruba il disco, si ostacolano a vicenda i due giocatori perni della nazionale azzurra. Pietro Bon, passaggio per Marchetta, il tiro alto che però Piero Bon decide di fermare ugualmente, salvando anche la testa del signor Fiabane che era appostato esattamente dietro la gabbia di Piero Bon. Non cambiano, anzi sì, è uscito Marchetta, è entrato Cramagna dall'altra parte, sono entrati Chiamenti e basta, solo Chiamenti. Invariato il duo Magna Bosco Cammarata,
fermata Magna Bosco ben fermato, attenzione ora Pietro Bon, anzi, riparte da solo centralmente il tiro, la deviazione che stava per spiazzare Piero Bon. 38 secondi, ancora Pacchi in possesso del Legnaro, disco all'indietro per Carretta, 30 secondi sul cronometro per cercare il gol che assegna le medaglie di bronzo, altrimenti verrà tutto rimandato agli shot out. 20 secondi, ultimo tiro, andrà a prendersi il Legnaro, non so se uscirà Carretta o se andrà a prenderselo Pietro Bon. Carretta 6 secondi, passaggio lungo in balaustra per Pietro Bon, 2 secondi, 1 secondo e il gol! Il gol, golden goal del Legnaro, proprio sulla sirena il gol, prima che suonasse la sirena. Ci prova Magna Bosco, ma siamo abbastanza convinti che non fosse ancora suonata la sirena qui del arco struttura. Se la ride Magna Bosco, ovviamente il fischio comunque dell'arbitro è quello che determina alla fine l'incontro. Passaggio all'indietro di Piero Bon al centro e il golden goal ad opera di Caravagna, numero 80, che quindi ha aperto e chiuso le marcature. Il lungo giocatore in maglia numero 80 del Legnaro. 1-0 per lui e poi il gol del 5-4 che assegna al Legnaro la buonanotte, la medaglia di bronzo in questa sfida tra le perdenti delle due semifinali, stretta di mano al centro tra i ragazzi, alcuni sfiniti, qualcun altro non è entrato, ma ci sta, c'è in palio una medaglia, c'è poco da ragionare. Gli allenatori si affidano ai loro uomini chiave, abbraccio tra Fagian e Pietro Bon, e quindi è il Legnaro a portarsi a casa questa medaglia di bronzo di Coppa Italia nella Final Four organizzata qui dalla società del Fox Legnaro. Gol esattamente sulla sirena, golden goal da parte di Giacomo Caravagna su assist di Mattia Pietro Bon. Tra poco la finale per il primo e secondo posto tra le formazioni di Asiago Vipers e Milano Quanta. A tra poco.